L'Istituto Comprensivo Fontanarossa si trova su un territorio molto vasto, comprende 7 plessi in questo momento, negli anni passati sono stati anche 9, che abbracciano un territorio che va da Librino, dal quartiere Librino, si spinge fino a Vaccarizzo, la località Vaccarizzo, dove abbiamo un plesso molto grosso, molto importante. E, una caratteristica, un'impronta che ho voluto dare alla scuola che dirigo da 10 anni è sempre stata quella di far sì che la didattica, tutte le azioni che riguardano la didattica fossero, come dire, attraenti, dove per attraente faccio riferimento a tutte quelle attività che, partendo da quelli che possono essere gli interessi specifici degli alunni, possano catturare la loro attenzione e quindi il piacere di impegnarsi per svolgerle. L'Istituto Comprensivo parte dalla scuola dell'infanzia e arriva fino alla secondaria di primo grado, per cui c'è sempre stata come dire, una particolare attenzione a che tutte le attività coprissero diciamo, questo percorso di vita per intero, quindi partendo dalla materna sino a giungere alla secondaria di primo grado.